Portogruaro, domenica 2 giugno 2013, un insolito fuoriprogramma ha animato la parte conclusiva della celebrazione del 67° anniversario della Festa della Repubblica, tenutasi nell'omonima piazza antistante il Palazzo Municipale. Mentre il sindaco Antonio Bertoncello stava passando in rassegna i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'Arma, dalla parte opposta della piazza la portavoce dell'Associazione Culturale Portoguaro Vive, Luisa Venturin, ha iniziato ad intonare a squarciagola la canzone Bella Ciao, strappando l'applauso di un gruppo di cittadini. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, 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 mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e la gente passeranno. Partigiano, oh bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Sempre resistenza! La piazza deve essere dei cittadini, la piazza deve essere di tutti gli italiani. Dobbiamo essere qui ancora e sempre a fare resistenza. Resistenza contro tutto quello che ci sta capitando quotidianamente. Resistenza sempre. Luisa Venturin, attraverso la propria associazione, si sta battendo strenuamente da anni contro il proliferare delle centrali a biomasse nel portoguarese. Recentemente la sua battaglia per i diritti civili si è estesa ad una raccolta di firme volta a modificare l'articolo 7 del regolamento della polizia locale, che impedisce qualsiasi forma di volantinaggio nel centro storico. Per Portogruaro Vive si tratta di una inaccettabile limitazione al diritto di manifestare il proprio pensiero. Oltre ai cittadini intervenuti, a celebrare la festa della Repubblica c'era, sul lato sud della piazza, un picchetto armato del Comando Brigata Artiglieria di Portogruaro, del quale faceva parte anche una soldatessa. Sul versante opposto erano schierati i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'Arma, con labari e medaglieri. Forte e chiaro, San Marco. No. Quando sono al 90? Stasera che sono qua, si vede qui, siete sicuri? Alle 8. Ho visto una bella squadra e gli altri. Dopo l'esecuzione dell'Inno d'Italia, che ha accompagnato il tradizionale alzabandiera, il sindaco Bertoncello, seguito dalle autorità militari e da un anziano reduce, si sono recati di fronte al monumento ai caduti per la tradizionale deposizione della corona d'alloro. Come potete vedere dalle immagini, le autorità hanno reso omaggio ai caduti stando sul bordo della gettata grezza in cemento dell'Iston. E pensare che meno di un mese fa il sindaco Bertoncello aveva voluto inaugurare il rifacimento del primo tratto dell'Iston, gran parte del quale ultimato alla fine dell'anno scorso, pur sapendo che la parte restante era stata ricoperta da una colata provvisoria di cemento in attesa dell'arrivo delle lastre in pietra d'Istria.
Lascio a voi, telespettatori, giudicare la scelta del sindaco e dell'amministrazione comunale di Portogruaro per aver voluto fare a tutti i costi quell'inaugurazione, anziché attendere l'ultimazione dei lavori. Terminata in piazza la parte ufficiale della cerimonia, il sindaco Bertoncello, assieme alle altre autorità, si sono diretti nella sala consiliare, dove sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica Italiana a 2 cittadini meritevoli che si sono distinti per particolari benemerenze. La mattinata si è conclusa con il concerto della banda della Fondazione Musicale Santa Cecilia, uno dei fiori all'occhiello della città di Portogruaro, che si è esibita in piazzetta Pescheria, retrostante il municipio.